Un pareggio inutile ed ora le speranze di salvezza sono davvero ridotte al lumicino, ma questa volta il Treviso se la deve prendere con la propria ingenuità, quella che ha fatto sì che al 90° in vantaggio 2-1 la difesa decidesse di attuare un fuorigioco improbabile, lasciando di fatto solo davanti a guardabalbèn un attaccante avversario. Eppure la gara era iniziata nel migliore dei modi, perfetto assist dalla destra di Musetti e di testa Foti anticipa il portiere avversario e mette dentro. La Salernitana non ci sta e il pareggio arriva 4 minuti dopo. L'azione dell'1-1 nasce da un corner calciato da Marchese. Ciaramitaro mette al centro e Scarpa indovina l'angolo alla sinistra di guardabalbèn. Poi è la sagra delle occasioni pericolose da entrambe le parti. Il Treviso è pericoloso sugli sviluppi di un calcio piazzato. La Salernitana non riesce a concretizzare 2 azioni nei primi 45 minuti e un'altra occasione, forse la più ghiotta, ad inizio ripresa. Poi è ancora Treviso. I biancocelesti attuano un pressing in zona d'attacco che frutta un calcio di rigore dubbio e molto contestato dai padroni di casa. Quadrini dal dischetto non ha problemi a realizzare. Sembra fatta, mancano infatti solo 5 minuti. Sugli spalti i pochi trevigiani esultano. I tifosi campani si preparano invece alla contestazione. Al primo minuto di recupero la doccia fredda. Punizione di Pestrin e difesa biancoceleste che non ha di meglio da fare che pensare al fuorigioco. Di Napoli calcia il volo in sacca. È il 2-2 che scontenta tutti. Il Treviso torna ultimo, la Salernitana rimane invischiata nei bassi fondi, tanto che in serata il presidente decide di esonerare mister Castori.